In un momento in cui il Veneto si prepara ad affrontare l'ennesima lunghissima zona rossa dopo un anno di coronavirus e in cui la città chiede attenzione a temi importanti come la scuola Mazzini, l'amministrazione di Elena Pavan porta in consiglio comunale una mozione ideologica. Nel corso dell'ultima seduta dell'Assemblea cittadina, infatti, la maggioranza ha approvato una mozione che impegna il sindaco a farsi portavoce della contrarietà all'ormai celebre decreto legge Zan, un provvedimento che prevede modifica al codice penale in materia di violenza o discriminazioni per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Un tema evidentemente di grande e soprattutto immediato impatto per la vita quotidiana dei bassanesi, dato il tempo dedicato all'argomento. Oltre un'ora di discussione su temi che riportano la nostra città non al Medioevo, ma che negano 200 anni di evoluzionismo e che ci riportano alla preistoria, insomma, ecco. Io credo che Bassano non abbia nel DNA queste discussioni, e non ha nessun senso se non per marcare delle bandierine politiche. Incredibile che la maggioranza relativa all'interno della maggioranza si sia prestata a sostenere una cosa di questo genere, con un livello di ipocrisia senza precedenti. Il Partito Democratico locale e quello vicentino parlano di una pagina buia per la città. Ma non è solo l'opposizione a criticare questa mozione, dato che qualche scricchiolio si è sentito anche all'interno della maggioranza. Il nostro orientamento, dice ad esempio Lucia Fincato, che pur facendo parte della maggioranza si è astenuta, non è tassativo, ma è sempre ispirato ai principi della democrazia e della libertà di coscienza. È quello di prendere le distanze da prese di posizioni che non riguardano le questioni della nostra Bassano. Anche Forza Italia si è astenuta.